Le leggi vanno rispettate, dopodiché voi sapete qual è la mia posizione. Il Veneto era l'unica regione che aveva scelto un modello che durava da 10 anni, che era quello del non obbligo vaccinale, del dialogo con i genitori. Questo dialogo dava buoni risultati, come li sta dando in altri 15 paesi europei, tra i quali la Germania, la Gran Bretagna, la Spagna e molti altri paesi, che hanno esattamente il modello che aveva prima il Veneto. Penso che se un genitore non vuole vaccinare il proprio bimbo, è inutile che vai con i carabinieri, lo devi fare avvicinare, gli devi parlare, devi spiegargli, devi capire anche le sue inquietudini e ovviamente anche magari programmare un programma vaccinale ad hoc per quel bimbo. Parola chiave: dialogo esiste in Europa, 15 paesi su 28 hanno il dialogo e quindi la non coercizione, gli altri 13 paesi europei hanno l'obbligatorietà, ma sono magari tra i 13 perché hanno un solo vaccino obbligatorio, ad esempio il Belgio ne ha uno, è nella partita dei 13. Resto comunque convinto che le vaccinazioni debbano essere fatte.